Luce ed ombre per il Parco Albanese di Mestre. Tra coloro che chiedono maggiore sicurezza all'interno del polmone verde della città mestrina c'è chi elogia una delle poche aree dove è possibile passeggiare e andare in bicicletta. Non mancano certamente i disservizi come in questi giorni di agosto segnalati da molti cittadini che lamentano la scarsa manutenzione a cominciare dall'erba alta all'area cani abbandonata. Ma a impaurire restano sempre alcune zone covo di spacciatori e tossicodipendenti. Nonostante i ripetuti controlli da parte delle forze dell'ordine, sembra essere il loro punto di ritrovo. Adesso non si vede nessuno, ma sono nascosti. Ce ne stanno tanti. Ce ne sono tanti. Che vendono droga, sì. Io li ho visti anche. Viene spesso qui, in questo parco? Qui vicino. Hai avuto problemi? Io personalmente no, però li vedo. No. Già un po' meglio di una volta perché sì, spacciatori un po' meno, però ci sono sempre. Come vede poca gente lo frequenta, oramai è perso il giro, perché prima, anni fa, si poteva venire qua, a qualsiasi ora trovava sempre viali pieni. Adesso? Non mancano le opinioni positive, seppur tra i tanti problemi che in questi giorni hanno interessato il Parco Albanese. Penso che sia un parco meraviglioso questo, è un bel parco, vede bene, tranquillo e anche sorvegliato, per cui penso che ce ne fossero di parchi così. Io sono felice di essere qui, lo vedo così controllato, come giustamente diceva mio marito, il fatto di una camionetta che gira continuamente come si chiama, con le forze dell'ordine, per cui bene, molto bene. Noi ne siamo felici anche di viverci accanto. Diciamo che la manutenzione più che altro, perché ci sono molte zanzare, pappataci, una volta pulivano e mettevano anche degli insetticidi, no? Adesso un po' meno, bisogna stare un po' più attenti. Tra la poca manutenzione e la voglia di vivere il parco albanese, le problematiche e gli aspetti positivi si intrecciano. Resta alta il livello di attenzione delle forze dell'ordine, un poco meno quello relativo alla gestione di un'area a cui si dovrebbe riservare maggiore attenzione.